Renato Guttuso al Museo di Villa Cattolica Bagheria. Una visita per invitarvi alla visita. Lungo il filmato alcune sue citazioni. È inutile che ti dica come viva sempre in me il legame con Bagheria. Credo, e me ne accorgo sempre, più andando avanti con gli anni, che tutto quel che ho capito, le mie mancanze e i miei meriti, le mie virtù e i miei difetti, siano tipicamente bagheresi. La costanza, ostinazione, la capacità di lavoro, l'imprudenza, eccetera, ed anche la fantasia. Se un giorno riuscirò a mettere ordine tra i miei appunti e mi deciderò a darli a un editore, vedrai quanto e come Bagheria entri dappertutto. Sono stato rimproverato di aver dipinto troppi limoni. Credo che non sia un giusto rimprovero, perché i limoni sono l'ambiente naturale nel quale io sono nato e cresciuto. Andavo con mio padre in campagna, nei giardini di limoni, a misurare la terra. Ho visto abbeverare i limoni, ho visto raccogliere i limoni, ho vissuto tutta la mia infanzia in mezzo ai limoni. Anche se dipingo una mela, c'è la Sicilia. In sintesi, la pittura è una lunga fatica di imitazione di ciò che si ama.